Bene, dopo gli interventi del sindaco e del vice sindaco assessore Villotta, pregherei adesso Monsignor Pietro Cesco di avvicinarsi per la rituale benedizione delle opere. Grazie. Mi è capitato quando ero a Concordia per l'inaugurazione del cinema Concordia. Sappiamo che Concordia ha i suoi connotati e i suoi colori, e benedire allora una struttura non era proprio del tutto gradevole e recepita o digerita. Ed allora colui che guidava la cerimonia ha avuto così la felice idea di dire, dopo l'omelia del sindaco, ecco, allora ci sta la benedizione del parroco. E ho anche un sindaco che fa portaborse di un prete. Le mie armi ci sono. Ecco, più che fare discorsi anch'io, coglierei anzitutto il senso del ponte. Il ponte è una realtà che unisce sponde diverse, ma non sono estranee. E l'immagine, non ritorno a dire, ma allargo l'allegoria ad una realtà che deve essere sempre più evidente. Una città, una comunità non si costruisce mai in un clima o in una dimensione di individualismo, di parti, di divisioni o segmenti. Deve realizzare una unità. Il ponte dovrebbe, l'immagine, aiutarci a riscoprire ciò che è la potenza e la forza del stare insieme per insieme realizzare e crescere. E mi è piaciuto il richiamo del vice sindaco alla storia precedente. Gli antichi padri cappuccini che servirono l'ospedale, il lazzaretto, le suore che fin non molti anni fa, credo 15 anni fa, neppure, ecco, una ventina, era l'unica scuola magistrale della zona. Ecco, ma oltre a questi richiami io vorrei lanciare una proposta significativa di ponte tra tutte le realtà presenti nel territorio cittadino. L'amministrazione, certo, le istituzioni pubbliche, le scuole soprattutto, le esperienze e le attività delle comunità religiose e parrocchiali. Cioè, credo che al di là della distinzione si cerchi non la diversità ma l'unità, e sarebbe in questo, direi, particolare momento, difficile se volete, perché la crisi se ne parla, qualche effetto sta facendo rendere difficile la vita di alcune famiglie, di alcuni dipendenti non più con occupazione definitiva e sicura, ma credo che l'insieme del condividere, del guardare avanti, non fermiamoci ai vicoletti di Portogruaro, dobbiamo avere una idea più ampia di città, ma soprattutto di realtà culturale, sociale, politico e religiosa che si apra e preceda i tempi che inevitabilmente vanno costruiti non solo con lo sguardo al passato, ma con il coraggio del domani. Vorrei allora benedire, dire bene, benedire, non solo questa opera, ma ancora questa città che mi appartiene, anche se non sono proveniente di questa città, ma ai 13 anni anche di Concordia, l'acqua dell'Emene va in giù, più difficile tornare in su, però in ogni caso non è un fiume violento, è un fiume placido, calmo, lento, che permette appunto questa condivisione
e questo incontro fra città. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno questo nuovo ponte. Benedici quanti hanno collaborato e lavorato per la sua realizzazione e fa che questo ponte raccordi non solo luoghi ma persone, non solo case ma città, per realizzare sempre nel tuo nome una comunione ed unità per il bene di tutti e della nostra città, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi, sulle vostre famiglie e sulla nostra città, e con voi rimanga sempre.